Istituzioni e realtà locali chiamate all'impegno per la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, rese particolarmente urgenti all'indomani dell'alluvione del 2010, dopo cui nulla è sembrato più al sicuro dalla furia dell'acqua. Questo l'appello lanciato da un convegno a Villa Contarini di Piazzolla sul Brenta, Alta Padovana, promosso dall'Unione Veneta Bonifiche e dalla Regione Veneto nell'ambito della Settimana dell'Ambiente Veneto. È un impegno che insieme possiamo sicuramente portare avanti, che la Regione Veneto in questi anni ha voluto dare come una delle politiche principali dall'alluvione del 2010 per iniziare un percorso di investimenti importanti, strutturali, dalle casse di espansione sparse nel nostro Veneto, ma fino appunto alla manutenzione, con l'impegno anche economico di finanziamenti che la Regione ha voluto dare proprio tramite i consorzi di bonifica per intervenire sulla rete minore, con la pulizia, il risezionamento dei fossi per garantire appunto che tutto il sistema insieme regga. Questo è proprio l'aspetto, crediamo, cruciale. Insomma, i cittadini erano anche stanchi di dover avere l'acqua in casa e dover sentire solo parole. Adesso si va anche ai fatti. Si va ai fatti, c'è ancora del rischio, perché non possiamo dimenticare che il rischio continua a esserci, ma noi dobbiamo essere pronti a ridurlo, come stiamo facendo, e affrontare il momento critico. Quindi anche una pianificazione di un piano di interventi immediati nel momento in cui c'è il rischio, nel momento in cui bisogna dare una mano a chi può ancora andare sott'acqua. Quindi un coordinamento delle istituzioni, dalle prefetture, le forze dell'ordine, la regione, i genii civili, i consorzi di bonifica, tutti coloro che insieme devono intervenire con la protezione civile.